L'autopsia disposta dalla Procura di Venezia sul corpo della dodicenne deceduta domenica in un incidente nautico nei pressi di Sant'Erasmo potrebbe aiutare a chiarire la dinamica del sinistro. Le prime verifiche tecniche effettuate dai Vigili del Fuoco e dalla Capitaneria di Porto sul motoscafo del padre, Roberto Piva, hanno evidenziato un problema nel meccanismo di collegamento del timone, ma non è possibile stabilire se il guasto sia la causa o l'effetto dell'incidente. Una nuova perizia potrebbe però se non altro chiarire quale fosse la velocità dell'imbarcazione al momento dell'impatto con la briccola. Contemporaneamente gli inquirenti stanno raccogliendo altre testimonianze. Roberto Piva, peraltro, contattato giorni fa dalla redazione, si era già definito l'unico responsabile dell'incidente. Ho permesso a Cecilia di sedersi a prua senza prevedere le possibili conseguenze. Parole di un papà che non si dà pace e che fino all'ultimo ha tentato di salvare la vita della figlia. Quella di Cecilia è l'ennesima tragedia che si verifica in laguna, dove in poco meno di un anno si erano già contate 6 vittime. Non è possibile che una bambina perda la vita per una stupidata, perché posso dire a volte noi consigliamo, mi sono trovato spesse volte a dover accostare qualche imbarcazione che aveva appunto, come è successo e succede, i bambini con le braccia sulle battagliole e i piedini fuori, le gambe fuori, e ripeto continuamente: guardate che se succede qualche cosa i piedi e le braccia li troviamo in acqua. Devo dire una cosa, mi dispiace averlo detto, però è stata foriera probabilmente di una disgrazia che ha rispettato puntualmente la previsione che avevo fatto.